l'associazione Retina Veneto, che ha sede presso la divisione oculistica dell'ospedale di Campo San Piero, ha lo scopo di aiutare e seguire tutti quei pazienti che purtroppo in età precoce o in età adulta stanno perdendo la vista o gli è stata fatta questa diagnosi di purtroppo retina pigmentosa. La retina pigmentosa è una malattia congenita e ereditaria, così, insomma. Noi come centro in Italia ce ne sono solo 3, siamo qui a Campo San Piero, poi c'è l'Università Careggi di Firenze e Federico II di Napoli. Però noi abbiamo pazienti che vengono anche non solo dal Veneto, ma dal Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, perfino dalla Sicilia o dalla stessa Puglia, così. Quindi vuol dire che questo centro per la sanità veneta ha un grosso orgoglio di esserci e di averlo, infatti così, insomma. Noi seguiamo i pazienti, non si fa solo l'attività nell'ambito sociale, ma si dà delle indicazioni anche a livello fiscale, così. Si fanno anche degli eventi, in pratica così, tra cui il rafting, andare all'autodromo di Adria a salire in fianco a dei piloti per avere l'ebbrezza della velocità e altre attività nell'ambito sempre sociale di coesione. Non ultimo organizzeremo delle camminate lungo i percorsi, diciamo così, citati per quanto riguarda questa è un'ulteriore solidarietà per quanto riguarda i percorsi nelle Dolomiti in sicurezza che ci saranno proposti, insomma così.